Allora, benvenuti a tutti, diamo inizio a questa manifestazione che è importante, sono i 10 anni della festa della Madonna dell'Andro del Collon, che poi vi spiegherò qualcosetta, ma prima di iniziare vorrei qui con me l'assessora alle politiche sociali del comune di Vittorio Veneto, che per me è importante perché è la prima volta che ho una rappresentanza comunale in questa festa, anche perché non è facile arrivarci, è impegnativo come sentiero. Quindi ho l'assessora Laura Ceccarini che ci dirà qualche parola e poi riprendo io. Buongiorno a tutte e a tutti. Ho pensato di mettere la fascia. Noi siamo abbastanza parchi nell'uso della fascia istituzionale perché è un segno importante, non è una cosa che si usa a caso. Però ho pensato che per i 10 anni, per il nostro territorio, è un simbolo essere qua, secondo noi. Cioè, mi faccio portavoce dei vostri pensieri. È un simbolo perché pur essendo un angolo remoto della nostra Vittorio Veneto, c'è cura, c'è amore, c'è attenzione e quindi voglio cogliere questo momento proprio con un significato molto più ampio. Ringrazio Giovanni Carraro che da 10 anni ha istituito questo momento, ma lo ringrazio anche per l'immenso lavoro che ha fatto di riscoperta dei sentieri del nostro territorio, insomma, e soprattutto il Visentin è stato il primo amore, no? E grazie a lui forse abbiamo ritrovato anche noi dei sentieri antichissimi ma persi. Se non l'avete visto, vi invito a cercare il video del regista Taffarel sul Visentin, il Monte del Sole si chiama, la Montagna del Sole. Beh, insomma, dovete solo vederlo per capire come si viveva su questi pendii, su questi posti. Ecco, e ringrazio ovviamente Don Massimo, un amico, il coro, splendidi come sempre, pronti, disponibili, grazie davvero a voi perché diamo un significato più importante a questo ritrovo. Niente, lascio solo con l'idea che la cura del territorio, del creato, visto che siamo insomma anche in giorni vicini alla giornata del creato, ecco, è patrimonio di tutti ed è compito di ognuno di noi mantenerla. Per cui ecco, grazie di essere qua, vogliamo dare questo significato e grazie ancora a Giovanni. Grazie mille. Beh, allora, ovviamente ringraziamenti all'ente pubblico, all'ente comunale, il comune di Vittorio Veneto che mi ha supportato in maniera speciale quest'anno, anche in veste economica, perché abbiamo avuto un finanziamento, un piccolo finanziamento che viene distribuito in parte al coro, in parte al rinfresco che è corposo quest'anno, lo facciamo in maniera un po', insomma, un po' diversa per celebrare questi 10 anni. Ringrazio anche l'assessore Padoan della cultura che ha creduto in me, ha creduto in questa manifestazione dei 10 anni. I ringraziamenti si estendono poi anche ad altre persone, Valla Pisina Iniziative, che è un'associazione locale, e mi dicono sempre è l'unica festa che fon quest'anno, no? Questa. Quindi sono degli elementi importanti questi. Ringrazio Don Massimo che è qui presente, che rappresenta anche una serie di parroci che si sono avvicendati qui in questa manifestazione, Don Alessio dell'Azione, ma anche il vicario del vescovo che per un anno ha celebrato la Santa Messa qui in grotta. Ringrazio i proprietari della grotta, le famiglie Segat, sono credo 3 fratelli, e questa possibilità che mi hanno dato anche di installare la Madonnina, il capitello, che è stata questa mia idea nata esattamente 10 anni fa, quindi nel 2016, era l'11 settembre del 2016 quando è stata fatta questa prima manifestazione, grazie anche a qui presente Maurizio Bozzolo, che io lo ringrazio sempre non solo perché mi ha dato una mano a installare questo capitello, ma anche perché cura
e accurato, perché adesso si sente un po' più di una certa età, ecco, anche oggi ha voluto fare un percorso diverso per raggiungerci, ma è quello che ha tirato fuori un po' quello che sono i vecchi sentieri che poi io ho raccontato. E ringrazio il coro. Quest'anno abbiamo la presenza del coro Col di Lana di Vittorio Veneto. Ci siamo sentiti, ci siamo capiti al volo e hanno subito colto questa opportunità di raccontare anche con le note questa celebrazione dei 10 anni. Ringrazio l'Azione, che mi ha sempre dato una mano anche a livello mediatico ed è, diciamo, un ente importante per me, una testata giornalistica che mi ha lanciato anche nel mondo del giornalismo, mi ha lanciato nel racconto che poi io dedico sempre alla montagna, quasi sempre per aspetti legati appunto ai nostri bellissimi monti. Ringrazio il CAI di Vittorio Veneto, che ha patrocinato questo evento, e c'è anche il CAI di Conegliano, a cui io partecipo per una questione affettiva da anni, perché ogni tanto mi dicono Carraro, vieni con noi, cioè mi tirano un po' per la giacchetta, no? Il CAI, i vari CAI del Grappa, poi non vi dico cosa mi avrebbero preparato, ma dico no, il mio cuore io ce l'ho a Conegliano, perché con loro sono partito e quindi non li abbandonerò mai. E ringrazio la Tenda TV, che qui è sempre presente, il nostro bravissimo Federico, che porta su tutta l'attrezzatura in questo sentiero, non è facile arrivare, e quindi chi non può essere presente per ovvi motivi di difficoltà a raggiungere il sito potrà vedere la celebrazione della messa sui canali YouTube, sulla Smart TV, insomma tutto quello che conoscete di Tenda TV. Bene, fatto questo cappello veloce di introduzione dei ringraziamenti, vi racconto un po' cosa è stato questo sito per me. Qui passa il 985, più in alto questo sentiero si innesta sul Troide Medo, insomma sono sentieri particolari, impegnativi, io li ho girati per anni, anche grazie all'aiuto di Maurizio, e buttavo l'occhio su questa bellissima grotta e dicevo ma che bella che è questa grotta, che bella, non era così curato, c'era una boscaglia qui davanti e pensavo a questi capitelli, no? Perché i nostri nonni mettevano i capitelli, ma perché non li fanno più i capitelli, no? Perché noi ogni tanto pensiamo a quello che facevano una volta. Io ho detto se 2 più 2 fa 4, per indotto mi faccio il capitello anch'io. E allora è nata questa idea, avevo una Madonnina a casa che mi era stata donata da uno zio, poi c'era questo artigiano del ferro battuto di Lorenzago, Francesco Piazza, io lo chiamo l'artista dei papi, no? Perché lui ha fatto delle opere importanti per i 2 papi che sono andati in villeggiatura in quella bella località, e gli ho lanciato l'idea, fammi un capitello, un tabernacolo di ferro battuto per accogliere appunto la Madonna, e così è stata. Poi grazie a Maurizio, grazie anche alla Valle Alpisina Iniziative, abbiamo deciso di fissarlo alla parete, e così è stata, poi appunto come dicevo prima con l'autorizzazione dei proprietari. È un segno semplice di comunità, di coesione, una sorta di appuntamento che ci si dà al capitello come si faceva una volta, ed è un simbolo che io voglio dare appunto per portare avanti le vecchie tradizioni che servono, no? Anche e soprattutto con località come Fais, 8 borghi, perché Fais sapete che è una località, non è un borgo, è un insieme di borghi, no? Se li guardate adesso, ahimè, sono un po' spopolati, soprattutto certe località come Borgo Olivi, ormai sono pochissimi i residenti che vengono magari per villeggiatura. Pensate che Borgo Olivi un tempo aveva 80 mucche distribuite nelle varie famiglie, oggi ahimè non ce ne sono più. E quindi questo è un simbolo che io ho voluto dare per ricordare il passato, per avere la possibilità di trovarci insieme, perché senza questo capitello noi oggi non saremmo qui, e soprattutto per portare avanti anche queste tradizioni di borghi che sono ormai abbandonati. Si parlava prima con l'assessora che c'è questa volontà anche da parte dell'amministrazione comunale attuale di far rivivere
queste borgate, e citavo anche il borgo dei Con. I Con nessuno li conosceva, adesso lo conosce il mondo perché passa il cammino dell'UNESCO, no? Oltre 40 paesi da tutto il mondo hanno potuto vedere che cosa significa Con, 1200 l'origine, no? Del XIII secolo, San Giuseppe si chiamava. E quindi io spero anche che questo capitello, che è un riferimento per noi, perché ci troviamo ogni anno, e spero che qualcuno mi darà sempre una mano, perché non vi nascondo che faccio fatica a portare avanti questa festa e ho bisogno di una mano. Spero appunto che sia un esempio anche per far rivivere una borgata bellissima come è quella di Fais. Basta, ho detto tutto, io adesso lascio la parola al parroco che celebrerà la messa e vi auguro una bella giornata. Grazie. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Il Dio della speranza che ci riempie di ogni gioia e pace nella fede per la potenza dello Spirito Santo sia con tutti voi. E con il tuo Spirito. Raccolgo tutti i motivi di gratitudine e grazie che sono stati espressi. Mi unisco anch'io a questa bella gratitudine che abbiamo ascoltato e la depongo sull'altare di questa celebrazione, offrendo il grazie al Signore e alla Madre. È proprio una gran bella idea quella di mettere qui un segno che richiami la sua presenza lungo un cammino, segno che ci precede, ci accompagna, ci sostiene. Per celebrare questa Santa Messa ci mettiamo alla presenza del Signore con un cuore semplice, con un cuore umile, invocando il suo perdono, la sua misericordia e l'aiuto per crescere e camminare insieme.
Confesso a Dio Onnipotente e a voi, fratelli e sorelle, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni, per mia colpa, mia grandissima colpa, e supplico la Beata Sempre Vergine Maria, gli angeli, i santi e voi, fratelli e sorelle, di pregare per me il Signore Dio nostro. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Amen. Signore, pietà. Signore, pietà. Cristo, pietà. Cristo, pietà. Signore, pietà. Signore, pietà. Gloria a Dio nell'alto dei cieli, pace in terra agli uomini amati dal Signore. Noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti adoriamo, ti glorifichiamo, ti rendiamo grazie per la tua gloria immensa. Signore Dio, Re del cielo, Dio Padre Onnipotente, Signore Figlio Unigenito Gesù Cristo, Signore Dio, Agnello di Dio, Figlio del Padre, tu che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Tu che togli i peccati del mondo, accogli la nostra supplica. Tu che siedi alla destra del Padre, abbi pietà di noi, perché tu solo il Santo, tu solo il Signore, solo l'Altissimo Gesù Cristo, con lo Spirito Santo, nella gloria di Dio Padre. Amen. Preghiamo. O Padre, che hai voluto salvare gli uomini con la croce del tuo Figlio unigenito, concedi a noi che abbiamo conosciuto in terra il suo mistero, di ottenere in cielo i frutti della sua redenzione. Egli è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Amen. Chiunque sarà stato morso e guarderà il serpente resterà in vita. Dal libro dei Numeri. In quei giorni il popolo non sopportò il viaggio. Il popolo disse contro Dio e contro Mosè: perché ci avete fatto salire dall'Egitto per farci morire in questo deserto? Perché qui non c'è né pane né acqua e siamo nauseati di questo cibo così leggero? Allora il Signore mandò fra il popolo serpenti brucianti, i quali mordevano la gente, e un gran numero di israeliti morì. Il popolo venne da Mosè e disse: abbiamo peccato perché abbiamo parlato contro il Signore e contro di te. Supplica il Signore che allontani da noi questi serpenti. Mosè pregò per il popolo. Il Signore disse a Mosè: fatti un serpente e mettilo sopra un'asta. Chiunque sarà stato morso e lo guarderà, resterà in vita. Mosè allora fece un serpente di bronzo e lo mise sopra l'asta. Quando un serpente aveva morso qualcuno, se questi guardava, il serpente di bronzo restava in vita. Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio. Non dimenticate le opere del Signore. Non dimenticate le opere del Signore. Ascolta, popolo mio, la mia legge. Porgi l'orecchio alle parole della mia bocca. Aprirò la mia bocca con una parabola. Rievocherò gli enigmi dei tempi antichi. Non dimenticate le opere del Signore. Quando li uccideva, lo cercavano e tornavano a rivolgersi a Lui. Ricordavano che Dio è la loro roccia e Dio l'Altissimo il loro Redentore. Non dimenticate le opere del Signore. Lo lusingavano con la loro bocca, ma gli mentivano con la lingua. Il loro cuore non era costante verso di Lui e non erano fedeli alla sua alleanza. Non dimenticate le opere del Signore. Ma Lui, misericordioso, perdonava la colpa invece di distruggere. Molte volte trattenne la sua ira e non scatenò il suo furore. Non dimenticate le opere del Signore. Dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Filippesi.
Gesù Cristo, pur essendo nella condizione di Dio, non ritenne un privilegio l'essere come Dio, ma svuotò se stesso assumendo una condizione di servo, diventando simile agli uomini. Dall'aspetto riconosciuto come uomo, umiliò se stesso, facendosi obbediente fino alla morte e a una morte di croce. Per questo Dio lo esaltò e gli donò il nome che è al di sopra di ogni nome, perché nel nome di Gesù ogni ginocchio si pieghi nei cieli, sulla terra e sottoterra, e ogni lingua proclami: Gesù Cristo è Signore, a gloria di Dio Padre. Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio. Alleluia, alleluia, alleluia. Noi ti adoriamo, o Cristo, e ti benediciamo, perché con la tua croce hai redento il mondo. Alleluia, alleluia, alleluia. Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Giovanni. In quel tempo Gesù disse a Nicodemo: nessuno è mai salito al cielo se non colui che è disceso dal cielo, il Figlio dell'uomo. E come Mosè innalzò il serpente nel deserto, così bisogna che sia innalzato il Figlio dell'uomo, perché chiunque crede in lui abbia la vita eterna. Dio infatti ha tanto amato il mondo da dare il Figlio unigenito, perché chiunque crede in lui non vada perduto, ma abbia la vita eterna. Dio infatti non ha mandato il Figlio nel mondo per condannare il mondo, ma perché il mondo sia salvato per mezzo di Lui. Parola del Signore. Lode a te, o Cristo. Oggi noi celebriamo la festa dell'esaltazione della Santa Croce, che poi ha come suo seguito quella della Madonna, della Vergine, addolorata domani. Quindi mi sembra proprio una felice coincidenza che celebriamo proprio qui alla Grotta dell'Andro queste due feste che sono come un'unica festa, dove vediamo, contempliamo la Madre unita a Gesù ai piedi della croce. Ma non è una festa facile, quella di oggi. Non è facile perché mette insieme due concetti che umanamente parlando non stanno insieme. Esaltazione da una parte e croce dall'altra. Insomma, sono stato un po' sopra questa cosa. Com'è che possiamo mettere insieme l'idea della glorificazione con il dolore? Basta pensare all'esperienza di un bambino, per esempio, per capire come le due cose non stiano proprio insieme. Un bambino, quando gli arriva un evento traumatico, reagisce con il meccanismo della dissociazione, che poi nelle forme più gravi rimane come ferita per la vita. Insomma, quindi mettere insieme le due cose è complicato. E mentre ci riflettevo sopra, mi è capitato di ascoltare la risposta che Franco Nembrini, non so, credo che diversi lo conoscano, un insegnante, educatore molto appassionato, ha dato a una giovane che gli aveva rivolto proprio una domanda sullo scandalo del dolore, nel contesto della riflessione che aveva fatto, che aveva proposto. Sta giovane ha detto: ma come? Insomma, il dolore è dolore. Insomma. E mi ha colpito la sua risposta,
che non è stata una teoria, ha risposto a partire dalla sua esperienza personale, ha dato una testimonianza e ha raccontato di un giorno nel quale, alla fine di una riflessione che aveva proposto a un gruppo di persone, arriva uno a dirgli: guardi che nel gruppo c'è uno che si è arrabbiato notevolmente di fronte alla sua parola. Lui ha detto: cosa avrò mai detto di così scandaloso? E ha desiderato incontrarlo. E cominciando il dialogo con lui, viene fuori che questa persona, a questa persona gli era morta la moglie un mese prima, mentre stava allattando il suo bambino di appena 3 giorni. È morta improvvisamente. E questa persona gli ha detto: guarda, se esiste il Dio di cui tu hai parlato, non lo voglio vedere. Un bel colpo. E quello che lui ha fatto a me ha colpito, perché non si è messo lì a fare spiegazioni. Gli ha detto semplicemente: guarda, io so, l'ho visto nella mia vita, che dentro a un grande dolore ci può essere un grande bene. E quello che posso fare, che mi sento di fare, è quello di proporti di camminare insieme con te. I due poi sono diventati amici e dopo un po' di tempo Franco Nembrini gli ha chiesto: ma senti, tu perché quella volta non sei più andato via? Sei rimasto nel gruppo, perché volevi andartene, eri arrabbiato, perché sei rimasto? Perché tu sei l'unico che non mi ha dato spiegazioni e mi ha offerto un'amicizia. Mi ha offerto un'amicizia. Questa risposta qui, a mio avviso, è la risposta che aiuta a capire come il dolore può essere messo in dialogo con un bene, l'amicizia. Tant'è che Gesù nel Vangelo lo dice apertamente: non vi chiamo più servi, ma amici. L'amicizia. A me sembra che la festa della esaltazione della Santa Croce ci chieda proprio questo, ci chieda il dono dell'amicizia, il dono di camminare insieme. E se ci pensiamo bene, è l'esperienza che facciamo quando percorriamo i sentieri di montagna. Tu puoi essere anche da solo, ma quando incroci qualcuno già c'è un moto di intesa, ci si intende, c'è quel moto di simpatia. Percorrere i sentieri di montagna è proprio una via che apre all'amicizia. E allora vorrei concludere questa semplice riflessione semplicemente dicendo questo, che nel Vangelo, nell'esperienza della nostra fede, ci sono delle cose, sì, che possono sembrare assurde, incompatibili, che non si conciliano con la vita. Però se abbracciamo il dono dell'amicizia, questa permette pian piano di conciliare quello che
sulle prime ci pare proprio essere distante. E allora possiamo invocare per intercessione della Madonna proprio questo dono, e occasioni come queste ci aiutino proprio a crescere, entrare sempre più dentro la dinamica, il dono della vera amicizia, quell'amicizia che ci permette di camminare insieme e di sostenerci lungo il cammino. Ora rinnoviamo la nostra professione di fede. Credo in un solo Dio, Padre onnipotente, Creatore del cielo e della terra, di tutte le cose visibili e invisibili. Credo in un solo Signore Gesù Cristo, unigenito Figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli. Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero, generato, non creato, della stessa sostanza del Padre. Per mezzo di Lui tutte le cose sono state create, per noi uomini, per la nostra salvezza discese dal cielo. Per opera dello Spirito Santo si è incarnato nel seno della Vergine Maria e si è fatto uomo. Fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato, morì e fu sepolto. Il terzo giorno è risuscitato secondo le Scritture, è salito al cielo, siede alla destra del Padre, e di nuovo verrà nella gloria per giudicare i vivi e i morti, e il suo regno non avrà fine. Credo nello Spirito Santo, che è Signore e dà la vita, e procede dal Padre e dal Figlio. Con il Padre il Figlio è adorato e glorificato, e ha parlato per mezzo dei profeti. Credo alla Chiesa una, santa, cattolica e apostolica. Professo un solo battesimo per il perdono dei peccati. Aspetto la resurrezione dei morti e la vita del mondo che verrà. Amen. Fratelli e sorelle, come popolo redento, invochiamo Dio nostro Padre, che nell'albero della croce ci ridona il frutto della vita in Cristo suo Figlio. Preghiamo insieme e diciamo: ascoltaci, o Signore. Ascoltaci, o Signore. Per la Chiesa, splende in essa la gloria della croce, saldamente ancorata a Cristo Signore, sua unica speranza, sia umile e povera, obbedienti a Dio e al servizio di fedeli, preghiamo. Ascoltaci, o Signore. Per la pace nel mondo, nel nostro tempo, in cui la luce del risorto possa più che mai attraversare le ferite del crocifisso, la riconciliazione compiuta nel sangue di Cristo, che è nostra pace, sia sorgente di fraternità e di rinnovata speranza, preghiamo. Ascoltaci, o Signore. Per gli operatori di giustizia, la grazia dell'indulgenza giubilare gli risponda all'adempimento della loro funzione secondo la verità e saggio discernimento, sull'esempio di Gesù, venuto a salvare e non per condannare. Guardino volti prima della colpa e valutino le speranze più degli errori, preghiamo. Ascoltaci, o Signore. Per i sofferenti nel corpo e nello spirito, la croce di Cristo li renda forti nella loro tribolazione, li sorregga la ferma speranza che, inutile nella fede e nella sua passione redentrice, saranno partecipi nella sua vittoria sulla sofferenza e sulla morte. Preghiamo. Ascoltaci, o Signore. Per noi qui riuniti, il sacrificio eucaristico che negli ultimi segni del pane e del vino renda presente Cristo crocifisso e risolto, infonda nel nostro cammino il passo risoluto della beata speranza che ci attende. Preghiamo. Padre ricco di misericordia, che hai esaltato il tuo Figlio, fattosi obbediente fino alla morte, per intercessione della Madre, infondi in noi la forza dello Spirito, perché possiamo portare quotidianamente il peso e la gloria della croce. Per Cristo nostro Signore. Domino
Pregate, fratelli e sorelle, perché il mio e vostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente. Signore, riceva dalle tue mani questo sacrificio, a lode e gloria del suo nome, per il bene nostro e di tutta la sua santa Chiesa. Ci purifichi da tutti i nostri peccati, o Signore, questo sacrificio che, offerto sull'altare della croce, espiò il peccato del mondo, per Cristo nostro Signore. Signore sia con voi, in alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo a Te, Signore, Padre Santo, Dio onnipotente ed eterno. Nel legno della croce Tu hai stabilito la salvezza dell'uomo, perché da dove sorgeva la morte, di là risorgesse la vita, e chi dall'albero dell'Eden traeva la vittoria, dall'albero della croce venisse sconfitto, per Cristo Signore nostro. Per mezzo di Lui gli angeli lodano la Tua gloria, le dominazioni Ti adorano, le potenze Ti venerano con tremore. A Te inneggiano i cieli dei cieli e i serafini, uniti in eterna esultanza. Al loro canto concedi, o Signore, che si uniscano le nostre umili voci nell'inno di lode. Santo, Santo, Santo il Signore, Dio dell'universo, i cieli e la terra sono pieni della Tua gloria. Osanna, Osanna, Osanna nell'alto dei cieli. Benedetto colui che viene nel nome del Signore. Osanna, Osanna, Osanna nell'alto dei cieli. Veramente santo sei Tu, o Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del Tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai Suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai Suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Annunciamo la Tua morte, Signore, proclamiamo la Tua resurrezione nell'attesa della Tua venuta. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del Tuo Figlio, Ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza, e Ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla Tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della Tua Chiesa diffusa su tutta la terra e qui convocata nel giorno in cui Cristo ha vinto la morte e ci ha resi partecipi della sua vita immortale. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Riccardo, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e nella Tua misericordia di tutti i defunti, ammettili alla luce del Tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe suo sposo, gli Apostoli e tutti i santi che in ogni tempo Ti furono graditi.
e in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua lode e la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te, Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Oggi è il compleanno del Papa, e quindi nella preghiera del Padre Nostro, oltre a tutte le intenzioni che portiamo nel cuore, ecco, lo ricordiamo, ringraziando il Signore per il dono di avercelo dato, e lo accompagni, lo assista, lo ispiri nella guida della Chiesa. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Tu è il regno, tu è la potenza e la gloria nei secoli. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli, vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare i nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e dona l'unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. Pace del Signore sia sempre con voi. E con il tuo spirito. Scambiatevi il dono della pace. Pace, 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 pace. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, dona a noi la pace. Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo, beati gli invitati alla cena dell'agnello. O Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola e io sarò salvato. Corpo di Cristo. Amen. Corpo di Cristo. Amen. Corpo di Cristo. 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 Unica
sinorum Christi amor, Christi amor. Preghiamo. Signore Gesù Cristo, che ci hai nutriti al tuo santo convito, guida alla gloria della risurrezione coloro che hai redento con il legno della vivificante croce, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. Signore sia con voi. Ti benedica Dio misericordioso e onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Glorificate il Signore con la vostra vita, andate in pace e buona festa a tutti. Resterà la luce di un tramonto vissuto insieme col canto delle campane dei nostri borghi. Resterà il passo sul sentiero della montagna, tra le cime che si innalzano nel cielo, resterà la voce melodiosa dei nostri cuori dal vento trasportata di colle in colle. Resterà la luce, resterà la luce, resterà.
Complimenti davvero. La presenza del coro fa cambiare decisamente l'atmosfera a questa cerimonia. E con le note del coro Col di Lana di Vittorio Veneto vi do appuntamento al prossimo anno e soprattutto a qui giù in paese per questo rinfresco. Grazie anche al parroco che è stato con noi, grazie a tutti voi, è stata una bellissima manifestazione e ora la seconda parte.